Assessore Caner, turismo sostenibile a grandi eventi, quali ricadute sul territorio per Milano Cortina 2026? Le ricadute sono ricadute molto importanti sia in termini numerici ma soprattutto legate anche alla qualità dei servizi che noi vogliamo dare proprio in vista di un appuntamento importante come quello di Milano Cortina 2026. Quindi per esempio la creazione di Casa Veneto nel territorio, che sarà un palcoscenico molto importante per attirare anche tutta la stampa internazionale, ci permetterà di comunicare anche i valori del territorio. Penso al tema della carta dell'accoglienza, dove noi riusciamo a rappresentare tutte l'identità, la tradizione, gli usi e i costumi, ma soprattutto poter raccontare e narrare tutto il territorio regionale, quindi non soltanto legato al tema della montagna o degli sport invernali. Quindi è una sfida molto importante che vede la Regione Veneto partecipe con la creazione di un piano strategico regionale che è stato ben capito e introdotto anche a livello locale grazie ai destination management del territorio, grazie ai piani di gestione dei siti UNESCO, a cominciare da quello dove siamo qui oggi, quindi delle colline di Conegliano e Valdobbiadene, ma anche di tutti gli altri 9 siti UNESCO della Regione Veneto. Ecco, penso che l'aver messo insieme tutta questa complessità e poterla anche semplificare con un marchio ombrello unico come è il Veneto Land of Venice sarà la carta vincente per la promozione internazionale del nostro territorio.